colpo più grosso ammonta attorno ai 100.000 euro tra oro e contanti, 5 furti in 24 ore in centro a Treviso per mano di una banda esperta che si sposta a bordo di un'Audi scura e che sta seminando il panico tra i cittadini. Viaggio da incubo per 5 giovani trevigiane a Nizza, il vicino di camera voleva introdursi nel loro appartamento tentando di sfondare la porta, la polizia è arrivata dopo 4 ore. Il massacro di Gorgo al Monticano, questa sera una messa ricorda la mattanza dei coniugi Pellicciardi, esattamente 19 anni fa la rapina che sconvolse la Marca e l'Italia intera. A Conegliano un gruppetto di giovani entra in un cantiere, dal tetto lancia le tegole sulla strada, un gesto da stupidi che fermeremo, la promessa del sindaco Chiesa. Maltempo, 50 interventi dei vigili del fuoco in tutto il Veneto, preoccupano le frane a San Vito di Cadore, massima allerta per la frana dalla Croda Marcora, le previsioni del nostro generale Iannicelli per le prossime ore. Chirurgia vascolare, 14 pazienti salvati in 3 settimane al Cafoncello, urgenze gestite a livello di team e che non hanno impattato sulla normale gestione dell'ospedale. Sigfrido Ranucci arriva da Asiago per un convegno, acceso il confronto con il medico trevigiano Roberto Rigoli, già direttore delle microbiologie del Veneto, oggetto di un'inchiesta di Report. Trattati come schiavi, così oggi la stampa tedesca ha raccontato il lavoro nelle gelaterie italiane in Germania, protesta Camillo De Pellegrin, sindaco di Val di Zoldo, terra di migranti e gelatieri. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3, la cronaca in primo piano con i furti che si sono registrati in centro a Treviso, 5 quelli compiuti tra via Montello, via Pescatori, via Stangade, via Selvana e via Oriana, 5 furti, il colpo più grosso ammonta a oltre 100.000 euro tra oro e contanti, è cacciaperta a un'Audi scura e c'è il panico da registrare tra i cittadini. Ci racconta tutto Marta Zatta. 5 furti in un solo giorno tra via Montello, via Pescatori, via Stangade, via Selvana e via Oriana. Questa la zona battuta nella notte di mercoledì dalla banda dell'Audi che sta seminando il panico nella città di Treviso. Casi che non restano isolati ma che da settimane stanno mettendo sotto pressione anche la provincia. Il modus operandi è sempre lo stesso. Pedinano le vittime per vedere i loro spostamenti, aspettano che escano di casa e solo allora entrano in azione con guanti e volto coperto. Tra i bersagli di mercoledì notte anche la casa di un'anziana cardiopatica ultraottantenne. La signora, al suo primo giorno di vacanza, ha ricevuto la terribile notizia dal figlio, avvisato dal vicino di casa di strani rumori provenienti dal suo appartamento. Quando il figlio si è recato sul posto, la scioccante scoperta. C'era la porta letteralmente divelta, ma non con un piede di porco o qualcosa del genere, c'era proprio la porta scardinata con pezzi di muro per terra, le assi tutte quante saltate, sembrava avessero messo una bomba. Ladri esperti che agiscono a colpo sicuro e che hanno rubato dalla casa dell'anziana oro e contanti per un valore che si aggira attorno ai 100.000 euro. Questi entrano dentro con una macchinetta metal detector, la passano lungo i muri o lungo per terra o dove pensano possa esserci qualcosa e in base alle segnalazioni del metal detector prendono l'oro. Di questo ho avuto riscontro su un altro furto che è avvenuto nelle vicinanze, che ha avuto le stesse modalità, hanno lasciato là quello che non gli interessava, hanno preso solo ed esclusivamente oro e contanti. A riprendere l'auto dei malviventi, un Audi di colore scuro, sarebbero state le telecamere private del negozio sottostante. Le immagini sono ora al vaglio della questura di Treviso che sta cercando di risalire alle loro identità. A far rabbia il figlio il fatto che non ci sia nemmeno una telecamera comunale nella zona. L'assenza di telecamere è una via importante che fa da congiunzione tra la prima periferia e il centro città, e ne basterebbero 2 all'inizio e alla fine della via. La cosa più fastidiosa, ribadisco, per me è che una persona anziana è stata colpita e si sente ovviamente con una mancanza totale di sicurezza e questo per me è la cosa che fa più male.
Stessa sorte anche per un'abitazione al secondo piano di via Pescatori. Al rientro a casa della proprietaria, la porta era completamente sfondata, cucina e salotto intatti, solo i cassetti della camera da letto erano aperti, ma di gioielli e ori di famiglia che si trovavano all'interno nemmeno l'ombra. Episodi che non fanno vivere tranquilli i cittadini nemmeno in vacanza. Già a dicembre era stata avviata una raccolta firme per installare più telecamere di videosorveglianza sul territorio, da allora però nulla è cambiato. Viaggio di maturità da incubo per un gruppo di 5 giovani trevigiane a Nizza. Il vicino di camera voleva introdursi nel loro appartamento tentando di sfondare la porta. La polizia francese, raccontano, è arrivata dopo 4 ore. Verso le 11:30, mentre eravamo tutte tranquille nel nostro appartamento, io e una mia amica cominciamo a sentire un rumore strano al di fuori del nostro appartamento. Abbiamo sentito come se fosse un pugno nella porta, qualcuno che cercasse in qualche modo di entrare. È iniziato così l'incubo per 5 ragazze trevigiane in viaggio di maturità a Nizza. Quello che doveva essere uno dei momenti più felici e spensierati della loro vita si è trasformato ben presto in un incubo, quando secondo la ricostruzione della 19enne Beatrice, un uomo, un 30enne ben piazzato, ha iniziato a bussare alla porta della loro camera in maniera sempre più insistente, con il chiaro intento di abbatterla per arrivare a loro. Prese dalla paura, dall'ansia, da un mix di emozioni, sapevamo che alla fine non saremmo riuscite a reagire in nessun modo. Prontamente le giovani hanno allertato le forze dell'ordine, però con scarsi risultati. Quante ore sono passate prima che arrivassero i soccorsi e nel frattempo quest'uomo continuava a battere sulla porta? 4 ore. 4 ore sono passate, dove abbiamo chiamato chiunque, abbiamo chiamato l'ambasciata, abbiamo chiamato l'ambasciata italiana e francese, il consolato, il 115 contro la violenza sulle donne, il 17, i pompieri, i vigili, tutti, e nessuno ci ha risposto, perché credevano fosse uno scherzo da parte nostra. 4 ore di panico, barricate in camera, con la paura che riuscisse ad entrare da un momento all'altro, tanto batteva forte la porta. L'uomo, inquilino dell'appartamento di fronte, le accusava senza alcun motivo di aver manomesso l'ascensore del condominio. Per Beatrice e le sue amiche questa però era solo una scusa. Da giorni avevano notato che le spiava. Ci ha lasciato un bigliettino che è stato appiccicato sulla porta, così da occultare lo spioncino senza che noi riuscissimo a vedere esternamente. Eravamo presi dal panico, dall'angoscia, insomma 5 ragazzi di 19 anni per un viaggio maturità, quindi il momento anche più bello della nostra adolescenza. Ritrovarsi in una situazione del genere è stato veramente angosciante. Io quella sera pensavo di non tornare più a casa. Fortunatamente, anche se con 4 ore di ritardo, la polizia francese è arrivata sul posto e le ha scortate in aeroporto. Beatrice e le sue amiche non volevano più rimanere in quella città un secondo in più. Tanta paura. La sensazione di quella sera non tornare più a casa. Questo era il primo pensiero che balenava sulla testa di tutte noi, perché non pensi mai che possa capitare a te. Cioè, era veramente una situazione difficile, perché non sapevamo come reagire e se fosse effettivamente entrato eravamo, sì, non dico spacciate, però... E c'è poi il caso della 14enne trevigiana trovata in stato confusionale, seminuda ad una verde di Caorle. È stato attivato il codice rosso. Chiediamo chiarezza, la nostra deve rimanere una località tranquilla, afferma la consigliera regionale Rosanna Conte. Il riservo resta massimo, con gli inquirenti che si stanno muovendo con tutta la delicatezza del caso. Quello che è certo è che la Procura di Pordenone, competente per territorio, ha attivato la procedura per codice rosso, la corsia preferenziale dedicata ai reati di violenza di genere. L'inchiesta punta infatti a chiarire se la 14enne, trovata seminuda in stato confusionale nella notte tra martedì e mercoledì su una panchina ad una verde, abbia subito degli abusi di natura sessuale o se fosse questo l'intento di chi l'ha avvicinata. Lei, adolescente trevigiana in vacanza con i genitori, avrebbe riferito di una sorta di blackout, pensieri ottenebrati, anzi annullati per oltre un'ora. Mi hanno drogata, la frase detta nel momento in cui è stata soccorsa. Procede la polizia locale di Caorle, che da un lato continua a scandagliare le telecamere di sicurezza della zona, dall'altro sta sentendo possibili testimoni e persone informate sui fatti. Finora nessuna misura cautelare è stata adottata, anche se ci sarebbero dei sospetti e dei sospettati
ricordati con la comunità intera che si interroga. Sono vicina alla famiglia di questa ragazza per le sofferenze che sta passando e sono sicura che le autorità faranno luce quanto prima su questa vicenda. Questa notizia ha turbato moltissimo la nostra comunità. Carle è apprezzata da sempre per le spiagge e la sua meravigliosa accoglienza. Per questo vogliamo sia fatta luce piena su questa vicenda che non ci rappresenta affatto. Esattamente 19 anni fa la tragedia che sconvolse la Marca e l'Italia intera, il massacro dei coniugi Pellicciardi a Gorgo al Monticano. Questa sera appena terminata una messa per ricordare i Pellicciardi a Gorgo al Monticano. Per noi c'è Lucio Zanato. Buonasera Lucio. Buonasera Cristian, buonasera ai telespettatori di Antena 3. Io posso dire, io c'ero quella mattina del 21 agosto del 2007 davanti alla villa lungo la strada che da Gorgo Monticano porta a Motta di Livenza e non dimenticherò mai i volti del PM di turno, Valeria Sanzari, e dell'allora comandante dei Carabinieri del comando provinciale dei Carabinieri di Treviso, Paolo Nardone, allora colonnello. Volti sconvolti per quello che avevano visto dentro quella mattanza, perché quello è stato il termine utilizzato nei confronti di questa coppia, Guido e Lucia Pellicciardi, 67 anni lui, 61 lei, erano custodi di questa villa che era di proprietà di imprenditori del settore del mobile. Per quella vicenda poi le indagini partirono a tutto campo proprio per l'efferatezza del duplice omicidio e portarono all'individuazione e all'arresto di Artur Lieschi, un albanese, e poi anche di Naim Stafa, che invece era rumeno, ma anche l'individuazione di Alin Bogdananu, che era un giovane considerato un po' il basista perché lavorava all'interno di una delle aziende proprio dei proprietari della villa. Tanto è vero che poi, diciamo così, nei mesi successivi, per quanto riguarda Artur Lieschi, ci fu anche addirittura un video che venne poi utilizzato anche dalla stampa per raccontare dove lui raccontava passo dopo passo proprio al colonnello Nardone che cosa avevano combinato, molto probabilmente sotto l'effetto di droghe, molto probabilmente sotto l'effetto di cocaina. E proprio per questo Artur Lieschi poi nei mesi successivi morì suicida in carcere, mentre Naim Stafa fu condannato ed è condannato all'ergastolo e invece Bogdananu a 18 anni di carcere. Va detto anche che le indagini non riuscirono mai a individuare quello che si pensa fosse un quarto uomo che stava aspettando i due che erano entrati, perché Bogdananu in quel momento era di turno in fabbrica, però si notò proprio l'individuazione del basista. Fu lui che sostanzialmente disse che in quella villa c'erano preziosi, c'era denaro. In realtà non c'era assolutamente niente, perché le cassaforti erano completamente, oltre che essere chiuse, erano completamente vuote. Ma questa è storia di 19 anni fa. La storia invece di questa sera è la messa in ricordo proprio di Lucia e Guido, officiata da Don Angelo Arman, che tra le altre cose ha detto: gli amici, chi ha condiviso con voi la strada del dolore, ma adesso anche del ricordo, si vedono qui. E c'erano proprio gli amici più intimi di Daniele Pellicciardi, il figlio che fu sempre, diciamo così, in prima linea nel portare avanti la ricerca della verità sulla morte dei propri genitori. Questa sera si è ricordato anche Firmino Vettori, il sindaco, che fu sempre al fianco proprio di Daniele Pellicciardi, fu accanto alla famiglia in quei momenti difficili che quest'anno, 3 settimane fa, ci ha lasciato, e proprio in questa chiesa c'è stato il suo funerale. Ecco, questa è l'atmosfera che si respirava questa sera, un'atmosfera sì di ricordo, ma di ricordo ormai sublimato. Proprio per questo poi al termine della cerimonia ho sentito Daniele Pellicciardi, sentiamo cosa ci ha detto ai nostri microfoni e poi linea allo studio. Rimane sempre il ricordo come fosse, sono passati 19 anni, ma è come fosse ieri. Dopo 19 anni il dolore si soppisce un po'.
Sì, beh, chiaro, la vita va avanti, si assopisce, resta sempre il loro ricordo e io li ricorderò sempre dalla mattina alla sera, tutti i giorni e tutti gli anni. Anzi, il prossimo anno, che saranno 20 anni, se riesco organizzo un qualcosa come nei 10 anni, insomma una grande festa nel loro ricordo, e il ricavato sarà devoluto a un'associazione che ancora insomma ci stiamo organizzando per poterla fare. Spero di poterla fare. Il parroco oggi ha detto i veri amici si vedono anche a distanza e anche nel silenzio. 19 anni di questo percorso, quanti amici, quante persone le sono state vicine e soprattutto vuole ricordare qualcuno in particolare che oggi non c'è? Beh, tantissimi amici, però oggi manca la persona più importante, insomma, che è Firmino. La cronaca di ieri, il ricordo di oggi, e noi adesso andiamo a Conegliano, dove un gruppetto di giovani entra in un cantiere, dal tetto lancia le tegole sulla strada, un gesto da stupidi, lo definisce il sindaco di Conegliano Fabio Chies, che avverte i diretti interessati: vi troveremo. Si tratta di stupidaggine, gli stupidi devono essere fermati. Lapidario il sindaco di Conegliano Fabio Chies, determinato ad individuare il gruppetto di giovani che martedì hanno pensato bene di passare la serata lanciando tegole sulla strada. E non hanno scelto un cantiere a caso, ma questo a 2 passi da Piazza Cima e dal municipio, quasi fosse un segno di sfida alle istituzioni. Tutto è accaduto prima di mezzanotte, quando 3 o forse 4 individui si sono arrampicati su queste impalcature del cantiere di Casa Sbarra, che guarda la salita verso il castello. Una volta giunti sul tetto hanno iniziato a lanciare le tegole sulla strada sottostante. Solo il caso ha voluto che nel frattempo non passasse nessuno a piedi o in macchina, con le prevedibili conseguenze, ma il fragore dei coppi che andavano in pezzi nell'impatto al suolo ha subito allertato i residenti in zona, che vista la situazione hanno immediatamente chiamato le forze dell'ordine. Pochi minuti ed è arrivata una pattuglia della polizia locale, ma dei giovani più nessuna traccia. Convinti di farla franca, non hanno calcolato però la fitta presenza di telecamere in zona, che ora saranno visionate dagli agenti. Ci dispiace perché abbiamo iniziato i controlli serali da oltre una settimana e tutto si sta svolgendo per il meglio. Certo che questi balordi, se veramente c'è stato l'episodio, spero vengano intercettati presto e vengano chiamati insieme ai genitori per un senso di responsabilità. D'altro canto ci troviamo una parte di questa generazione che sembra non abbia un futuro. Ecco, noi speriamo invece che si possa invertire questa tendenza e che quei bravi giovani che ci sono possano essere di esempio anche per gli altri. Partiva da Treviso con l'auto carica di sacchi di rifiuto indifferenziato domestico per scaricarli nelle campagne di Trevignano tra via San Martino e via Cavaglia. Alla fine, grazie alle indagini della polizia locale e della vigilanza ambientale del Priula, l'ecovandalo è stato individuato. Per l'uomo ora si prospetta una multa da 1.500 a 18.000 euro, con l'eventuale sospensione della patente di guida fino a 6 mesi se l'abbandono è stato commesso utilizzando un veicolo e l'addebito delle spese sostenute per il ripristino e la pulizia dell'area effettuata da Contarina, così dunque a Trevignano. Parliamo delle nuove frontiere della sanità, chirurgia vascolare, 14 pazienti salvati in 3 settimane al Cafoncello, urgenze gestite a livello di team che non hanno impattato sulla normale gestione dell'ospedale. Elena Dal Forno. Le equip di chirurgia vascolare e di radiologia interventistica, con il supporto dell'anestesia rianimazione, hanno trattato in urgenza in sole 3 settimane ben 14 casi di patologia aortica complessa, una delle condizioni a più alta mortalità in chirurgia. Un impegno organizzativo e di personale straordinario rispetto alla normale programmazione per non impattare sulla gestione quotidiana. Il tutto grazie a 2 fattori. La disponibilità dell'alta tecnologia, le nostre sale operatoria ibrida e soprattutto la grande capacità dell'organizzazione, competenze, multidisciplinarietà e soprattutto integrazione. Un salvataggio di 14 vite che vengono poi seguite in un follow-up condiviso. Questi pazienti operati, in alcuni dei quali abbiamo impiantato delle protesi importanti, impegnative e anche di un certo costo, hanno bisogno di un follow-up continuativo e nel corso di questo follow-up, se c'è qualcosa che
va aggiustato in queste protesi, perché la patologia aneurismatica è una patologia evolutiva nel tempo. Abbiamo quindi la vista del radiologo che ci avvisa che c'è un problema e quindi questo problema viene anche sistemato. Fondamentale poi azzerare il rischio di complicanze neurologiche come la paraplegia. Questi interventi sono ad alto rischio per provocare una paraplegia e quindi con i potenziali evocati motori e somatossensitivi riusciamo a monitorare nel tempo l'integrità della funzione elettrica del midollo e quindi dare degli alert precoci al chirurgo, al radiologo in questo caso, per cambiare la procedura, magari farla non in unica soluzione ma in 2 step. Nel 2025 al Cafoncello sono stati effettuati 35.000 interventi chirurgici, di cui oltre la metà urgenti, quasi 138 interventi al giorno. Numeri che rendono evidente la complessità dell'organizzazione e il bisogno di medici dedicati. Un appello che lancio, se ci sono ragazzi volonterosi e se c'è qualcuno che ha voglia ancora di impegnarsi in strutture importanti dove sicuramente l'impegno lavorativo è importante, è una vita che viene dedicata ad altre persone con sicuramente dei sacrifici. Mi rendo conto che per i ragazzi è complesso. E a margine di questa conferenza stampa il direttore generale dell'ULSS 2 Marca Trevigiana, Giancarlo Bizzarri, è tornato sul caso dei dipendenti controllati che tanto ha fatto e continua a far discutere. Sono 5 persone che non hanno rispettato le regole, non hanno rispettato le normative e questo è corretto che quando si viene a conoscenza di questi casi si prendano tutte le dovute precauzioni e questo lo ritengo corretto, ma nello stesso tempo, come ha detto, sono 5 casi nell'arco di un anno su 9.500 dipendenti. Questo non deve assolutamente scalfire l'integrità che ha questa grandissima azienda e soprattutto la grande fiducia che la direzione comunque mantiene e rinforza verso tutti i dipendenti e penso che anche l'incontro con i sindacati abbia comunque aiutato una comunicazione trasparente e serena che ci vede comunque impegnati a guardare avanti per intraprendere quelle che sono le iniziative di valorizzare il personale e migliorare gli ambienti di lavoro che anche con i sindacati abbiamo iniziato negli ultimi mesi e anche con il personale perché abbiamo istituito dei gruppi di lavoro apposito e io mi auguro che questa attività di prevenzione ci aiuti sicuramente in futuro a far sì che anche questi piccoli casi, questa numerosità molto bassa, ci consenta di tranquillamente condurre questa azienda verso la prevenzione e la cura della nostra popolazione. In funzione di quelle che sono le casistiche che si possono verificare andremo a utilizzare il miglior strumento e comunque cercheremo anche di capire quali sono le cause che generano questi tipi di atteggiamenti per poterle prevenire alla base. La presenza ieri ad Asiago di Sigfrido Ranucci ha fatto arrivare centinaia di persone, moltissime, a sostegno del conduttore di Report, alcune critiche, come è stato il caso del dottor Roberto Rigoli. Il medico trevigiano, già direttore delle microbiologie del Veneto, ha dato vita a un confronto a viso aperto con il giornalista. Se lei ammette qui davanti a tutti dell'errore perlomeno di quella trasmissione lì, io sono felice. Ma guardi, io posso mettere gli errori che vogliamo, ma se lei dice che in quella trasmissione abbiamo detto il falso, non dice il vero. Per la prima volta erano uno di fronte all'altro, il dottor Roberto Rigoli al centro di un'inchiesta giudiziaria dalla quale è uscito assolto e di un'inchiesta giornalistica di Report e il conduttore della trasmissione di Rai 3, Sigfrido Ranucci. È bene anche dire che è stato colpito un innocente, questo lei lo sa. È stato oggetto di un'inchiesta una persona che in quel momento era sotto un'inchiesta giudiziaria. Abbiamo cercato di raccontare i fatti. È innocente o non è innocente? Ma secondo la magistratura sì. E secondo lei? Ma secondo me è innocente, se lo dice la magistratura per me è innocente. Che faccia una trasmissione lunga e nei contenuti pari e uguale a quella che ha fatto, con invece i nuovi contenuti, che dica la verità. Noi dobbiamo abituarci a comprendere che ognuno può sbagliare anche Ranucci.
Diciamo che il giornalismo di inchiesta è un giornalismo che mi appassiona, che voglio che continui, che serve per i cittadini. L'importante è che quando ci si sbaglia ci si ferma e si fa una trasmissione dicendo che si è sbagliato. Tutto qua. Ranucci a ottobre ha subito un attentato organizzato dall'amico e faccendiere Walter Lavitola, che ha ammesso le responsabilità ed è stato arrestato nei giorni scorsi. Pare che dalle chat e da quello che emerge da queste conversazioni, da queste chat che intercorrevano tra i due, vi fossero delle conversazioni abbastanza eloquenti sul fatto che Ranucci non fosse a conoscenza di quello che stava accadendo a lui stesso. Rimane tangibile l'ondata popolare di solidarietà che sta accompagnando il giornalista nel corso degli incontri pubblici che sta tenendo in queste settimane. L'affetto della gente non mi è mai mancato e devo dire che è la mia energia più grande. Io vedo tanta gente che sta male per quello che sto subendo e sto qui anche per tranquillizzarli e per raccogliere l'energia da loro. Verranno celebrati domani alle 9:30 nella chiesa di Candelù di Maserà i funerali di Bruno Daniel, fondatore assieme alla moglie Silvia della storica vetreria Sant'Artemio a Treviso. Daniel ha 79 anni, era molto noto sia a Maserà, da dove viveva, che a Treviso, dove da 50 anni portava avanti l'attività artigiana di famiglia. 4 anni fa era stato anche premiato come attività storica dalla Confartigianato e dal comune di Treviso. A piangerlo i figli Elena e Marco, che da 3 anni hanno rilevato l'attività della vetreria. Occupiamoci ora dell'ondata di maltempo di queste ore in Veneto, nella Marca trevigiana, dove appunto buona parte della Marca trevigiana sembra essere stata risparmiata dall'ondata di queste ore. Non altrettanto si può dire per il Polesine e il Veneziano. La buona notizia è che tutto questo ha portato a un abbassamento delle temperature che renderanno più godibile quest'ultima parte d'estate, ma ci dice tutto come sempre il nostro Giancarlo Ianicelli. L'allerta arancione per maltempo ha di fatto risparmiato il territorio trevigiano. Qualche disagio registrato soprattutto nell'Alta Marca, con alcune raffiche di vento forte, ma per il resto anche la pioggia è stata meno intensa rispetto ai nubifragi che invece hanno colpito altre regioni italiane. In ogni caso le temperature si sono abbassate dopo le giornate torride delle scorse settimane e già qualcuno ricorda il detto della pioggia d'agosto che rinfresca il bosco come preludio all'arrivo dell'autunno. Ma con il cambiamento è davvero finita l'estate? Cambiamento che è normale nella seconda parte di agosto, quindi avremo sì una continuazione dell'estate, ma con una situazione molto più piacevole, quindi con temperature più basse e con piogge che magari non saranno così assenti. Questo nel lungo periodo, mentre per il prossimo fine settimana si prospettano belle giornate con temperature decisamente più godibili. Tempo perturbato che durerà ancora poche ore, diciamo fino a stanotte, in parte domani mattina, qualche strascico, poi prevarrà, come si vede anche dalla carta del tempo, prevarrà l'anticiclone delle Azzorre che si espanderà su di noi, impedirà il passaggio di altri sistemi perturbati, quindi il tempo si porta sullo stabile, quindi con cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso. Martedì potremo avere ancora un piccolo peggioramento. Buone notizie anche per eventi estremi come le grandinate, visto il calo progressivo delle temperature. Non avremo più questa energia così forte, quindi potremo avere delle piogge, ma non sono previsti grossi temporali, comunque non sono previste delle grandinate diffuse. E poi di nuovo stabilità, quindi ci avviamo a fine mese. Ricordo comunque che poi col 1° settembre inizierà l'autunno meteorologico. I venti sono deboli di direzione variabile, un po' di brezza sulle coste, le temperature 17-19 gradi le minime, le massime ben al di sotto dei 30 gradi, addirittura 27-28 gradi prossimi sabato e domenica, poi si porteranno comunque intorno ai 28-29 gradi, ripeto, temperature normali per questo periodo. L'Alto Adriatico tende al poco mosso. Torneremo a parlare di maltempo nella pagina dal Bellunese, ma abbiamo ancora tanto da raccontarvi, lo farò subito dopo la pubblicità, fra poco.
Di nuovo in diretta per affrontare un tema particolarmente sentito e dibattuto, ovvero il rinvio del blocco dei veicoli diesel Euro 5. La giunta regionale ha deciso per una proroga, per un rinvio appunto, e ci sono le parole del presidente Stefani. Stop ai mezzi con motore diesel Euro 5 nei contesti urbani superiori ai 100.000 abitanti. Il Veneto ha deciso di rinviare il blocco previsto a partire dal prossimo ottobre, che avrebbe coinvolto le città di Padova, Vicenza, Verona e Venezia. Un blocco che in caso di sforamento dei valori delle polveri sottili avrebbe avuto effetto in tutta la regione sui circa 150.000 veicoli costretti a rimanere in garage. Nonostante le critiche delle associazioni ambientaliste che spingono per l'adozione di misure che rendano migliore la qualità dell'aria, il presidente del Veneto Stefani è fermamente convinto della bontà della decisione della Giunta, con l'idea di affiancare delle misure compensative al provvedimento di cancellazione del blocco. Vi sembra giusto? A me no. Impedire a centinaia di migliaia di veneti di recarsi al lavoro solo perché non possono permettersi un'auto nuova è sbagliato. Proprio per questo abbiamo avviato l'iter per eliminare il blocco degli Euro 5 nelle grandi città. Sì, l'ambiente va difeso, ma non facendo pagare il conto a famiglie e lavoratori. La soluzione è un'altra: eliminare il blocco e prevedere altre misure che secondo le stime produrranno effetti migliori per l'ambiente. Un esempio? Più smart working per alcune categorie di lavoratori e più incentivi per la mobilità alternativa. Perché la Regione del Veneto deve essere al fianco di lavoratori, famiglie e partite IVA e non lasciare a piedi nessuno. Partenza questa mattina da Piazza Cima di Conegliano della staffetta ciclistica della memoria, un viaggio su 2 ruote verso la Repubblica Ceca, dove da oltre un secolo riposano ben 5.200 soldati italiani prigionieri della Grande Guerra. Lucio Zanato. Andiamo a ricordare i nostri soldati morti, coloro tra l'altro che ci hanno dato questa libertà che abbiamo oggi. Pedalare per non dimenticare. È questo lo slogan della nuova impresa di questo gruppo ciclistico in collaborazione con gli alpini di Conegliano. Una staffetta verso la Repubblica Ceca per arrivare alla città di Milovice, dove nel 1915 venne realizzato un cimitero italiano per i prigionieri della Grande Guerra. Oltre 5.200 quelli che dal campo di concentramento non tornarono, uccisi non da bombe o pallottole, ma dalla fame e dagli stenti, e che per quasi un secolo anche dall'indifferenza della madrepatria. Fino a quando un alpino coneglianese, Linio Chies, non venne a conoscenza della triste vicenda. Cosa c'era a Milovice? Tutto del peggio che puoi immaginare. C'era anche un mezzo carro armato russo dentro in questo cimitero. Le croci erano tutte di legno buttate giù, marce, un disordine spaventoso, l'erba alta, rovi. Per anni Chies si impegnò con le penne nere affinché questi nostri soldati venissero onorati, ed oggi questo territorio italiano all'est Europa è tornato ad essere un sacrario. Come Re di Puglia. Abbiamo messo tutte le croci di marmo bianco che abbiamo fatto fare qua a Treviso. Siamo andati a questo dappertutto per i soldi. Abbiamo fatto le pulizie. Per questo la cittadina di Milovice è gemellata con Conegliano, dove è partita la staffetta della memoria. Noi faremo circa 900 km, le tappe sono 6, sono 10 giorni. Oggi partiamo, andiamo a Gemona, metà tappa, andiamo per il 50° anniversario del terremoto in Friuli e andiamo su a Tolmezzo. Poi andremo su per Lienz, facciamo Salisburgo e infine arriviamo su a Praga. Una staffetta per non dimenticare, ma anche per prevenire, con una raccolta fondi per l'acquisto di defibrillatori portatili. Con questo evento ci hanno donato e ci doneranno al loro ritorno dei defibrillatori a noi sezione di Conegliano, che poi noi vediamo come poter fare a chi ne ha bisogno, o i nostri gruppi o le varie associazioni che ci sono qui nel territorio, che hanno bisogno di questi strumenti molto molto necessari in certi momenti. Andiamo adesso a Belluno. In apertura quello che è un vero e proprio caso anche diplomatico, trattati come schiavi, così la stampa tedesca ha raccontato il lavoro nelle gelaterie italiane in Germania. Protesta il sindaco di Val di Zoldo Camillo De Pellegrin. Il territorio zoldano è da sempre la terra dei gelatieri, dei migranti. L'attacco è durissimo.
Io sono letteralmente basito, anche perché sono figlio di quella storia. Io sono figlio di gelatieri in Germania, quindi penso titolato a poter dire che siamo di fronte a un attacco che probabilmente muove anche un po' le sue basi da quanto l'Italia ha fatto in questi ultimi anni rispetto all'abuso della cittadinanza italiana, no? Ci ricordiamo tutti il decreto Tajani, quindi questo sicuramente incide. È una storia che parte dal bellunese e arriva fino al Brasile, passando per le gelaterie tedesche. La Süddeutsche Zeitung racconta il mondo delle gelaterie italiane in Germania attraverso le testimonianze di lavoratori brasiliani, molti dei quali discendenti degli emigrati italiani e oggi cittadini italiani. In Germania siamo trattati come schiavi, raccontano al quotidiano, stigmatizzando turni fino a 12 ore al giorno, stagioni da marzo a ottobre, un solo giorno libero alla settimana. Ma per Camillo De Pellegrin, sindaco di Val di Zoldo, questa rappresentazione è inaccettabile. Sono molto dispiaciuto perché in realtà conosco persone che lavorano oriundi, quindi insomma cittadini brasiliani con la doppia cittadinanza, quindi anche quella italiana, che naturalmente vengono in Germania, che hanno una collaborazione da anni con le nostre realtà lavorative, e quindi diciamo che mi sorprende, mi delude molto l'atteggiamento che ha questo giornale tedesco. De Pellegrin da anni porta avanti la battaglia sulla cittadinanza, perché Val di Zoldo è stato infatti uno dei comuni più esposti alla valanga di richieste di cittadinanza iure sanguinis, arrivate soprattutto dal Brasile. Ed è proprio qui che l'inchiesta tedesca riporta la storia al suo punto di partenza, perché molti dei lavoratori brasiliani raccontati dalla Süddeutsche Zeitung hanno un passaporto italiano. Sono i discendenti degli italiani immigrati in Brasile tra 800 e 900. A Urussanga, nel sud del paese, secondo il reportage, migliaia di persone partono ogni anno per la stagione nelle gelaterie tedesche. A colpire De Pellegrin la foto a corredo del reportage che mostra una lavoratrice con la divisa da carcerata, lettura che il sindaco di Val di Zoldo respinge con forza. Siamo andati un po' oltre e credo che anche altri debbano agire per dimostrare a voce molto ferma il disappunto e la gravità di questa azione da parte della Süddeutsche Zeitung. De Pellegrin si è subito messo in contatto con il sindaco di Longarone Roberto Padrin e con il presidente dell'Associazione Bellunesi nel Mondo Oscar De Bona, perché nel reportage emerge con forza una storia di emigrazione profondamente bellunese, il Vajont, il legame fra Longarone e Urussanga e la tradizione del gelato della Val di Zoldo. Sono argomenti che non si può non trattare con la dovuta sensibilità e tenerli come un piccolo tesoro umano, no? Poi però appunto c'è tutta l'altra storia, tutto quello che è successo dopo, bisogna saper sempre distinguere e non buttare mai via il bambino con l'acqua sporca, però qui mi pare che c'è più acqua sporca che bambino, da quello che vedo. Il fronte del maltempo nel bellunese, sorvegliate speciali sono le frane, soprattutto le frane, in particolare quella di San Vito di Cadore, la frana dalla Croda Marcora. Nelle scorse ore si è attivato l'allarme. Partiamo da San Vito, dalla colata inarrestabile che scende dal versante di Croda Marcore, che tiene col fiato sospeso ad ogni temporale. È così dagli eventi clamorosi dell'estate 2025 e oggi, grazie ai lavori realizzati negli scorsi mesi, i sistemi di allertamento collegati a impianto semaforico sulla 51 di Alemagna all'altezza di Pontevenco sia nelle condizioni di prevenire il peggio. È accaduto giovedì nel primo pomeriggio e di nuovo in mattinata, come mostra il video postato dalla collega Nives Milani di Radio Cortina. Dalla scorsa serata ANAS ha emesso un avviso in via precauzionale di temporanee chiusure della statale 51 di Alemagna, almeno fino a quando permarranno condizioni meteo di diffusa instabilità. Nel pomeriggio il bellunese è stato attraversato da temporali che hanno segnato un repentino cambio di passo, termometri giù di oltre 10 gradi con valori pressoché pari alle medie del periodo. I vigili del fuoco sono stati impegnati per interventi di rimozione rami, piante e pietrisco sulla sede stradale in diverse zone della provincia. In mezzo c'è l'allarme di Lega Ambiente sul ghiacciaio della Marmolada che arretra e le Dolomiti in sofferenza con il permafrost che si degrada rendendo i versanti sempre più instabili. Il mese di luglio è stato eccezionalmente caldo in quota con lo zero termico oltre i 4.000 metri e la crisi dei ghiacciai investe anche la disponibilità estiva di acqua. Lega Ambiente ha chiesto alla Regione Veneto di accelerare l'approvazione della strategia di adattamento ai cambiamenti climatici avviata 2020 nel 2021 e ancora in attesa di iter conclusivo.
L'accesso al parco fluviale di Lambioia ancora interdetto da Transenne, nonostante annunci e dichiarazioni rese dalla Giunta dei Pellegrini anche al nostro telegiornale. Una beffa per turisti e cittadini che in questi giorni protestano per il divieto anche di transito alle rive di Piave e Ardo. Sempre Tiziana Bolognani. Omettere la verità e le promesse fatte ai cittadini Massimo Garzotto, a capo del gruppo misto a Palazzo Rosso, ne fa una questione di principio. Verità e trasparenza pagano sempre, le menzogne no, dice, respingendo così al mittente l'accusa di avere diffuso notizie false sullo stato del parco fluviale di Lambioi da Lorenzo Bortoluzzi, capogruppo di Belluno al Centro. Io non accetto le offese, è giusto che ci sia un contraddittorio, è giusto parlarne, ma la situazione è sotto gli occhi di tutti. Situazione oggetto di un'interrogazione a risposta scritta presentata da Garzotto a fine luglio, focus su ritardo del cantiere, questione laghetto, gestione e costi per l'area. Il 31 luglio il cantiere si è concluso, un'impresa incaricata ha provveduto agli sfalci, ma l'impressione che se ne ricava è di un parco abbandonato. Adesso cosa succede? Succede che ci consegnano un parco che loro continuano a chiamare Lambioi Beach parco fluviale, ma che non ha niente di tutto ciò. Io lo chiamerei il parco Emilio 2, perché i muraglioni del Piave non ci sono. Ho fatto una domanda, mi hanno chiesto se avevano parlato col Demanio per vedere di riaprirli, com'era prima di Vaia. Mi è stato detto di no, avevano promesso la piscina naturale dove sempre lo stesso capogruppo di maggioranza ignora il fatto, non ne parla, magari ti mette la foto del vialetto, però ignora questa promessa. Allora voglio dire, è meglio essere chiari e dire le cose. Spetterà al futuro gestore, individuato da apposito bando preparato dagli uffici comunali, accollarsi i costi di avvio e di manutenzione di tutta l'area, escluso con ogni probabilità il famoso laghetto, presentato nei render esposti dall'ex assessore Franco Roccon come una piscina naturale, di fatto una vasca di accumulo in caso di piene del Piave. Se mi annega un bambino dentro, che lì non c'è nessun divieto di balneazione o recinzione come sul laghetto del Nevegal, e se per caso quella pozza quest'inverno ghiaccia e qualcuno va a divertirsi, a pattinare sopra e mi finisce dentro, chi è responsabile? Il sindaco, il Demanio, il gestore? Domande ancora senza risposta, interlocuzioni con il Demanio sembra in itinere, ma di cui non v'è certezza. Voglio solo rimarcare che quando si fa una promessa non sempre si potrà mantenere. Io non lo metto in dubbio che non è facile, però tu non puoi promettere ai cittadini che verrà fatto il Lambioi Beach come era prima, che verrà fatta questa piscina naturale, non puoi promettere ai cittadini che per il settembre 2026 il polisportivo sarà pronto per la Dolomiti Bellunese, poi non è così, idem per il laghetto del Nevegal. Allora voglio dire, ogni tanto mettiamoci un attimo di umiltà. Per me adesso sapere che riaprono il parco che nulla ha a che fare con un parco fluviale, sono un po' così perplesso. Non ho ulteriori aggiornamenti da darvi né dalla provincia di Belluno né dalla Marca trevigiana. È tutto anche per questa edizione. Subito dopo la sigla c'è il meteo. Buona serata.